Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie della nostra squadra del preferito. Forza Napoli! Juanlu sta vivendo i suoi ultimi giorni da giocatore del Siviglia, in attesa della conclusione di un accordo che è stato al centro dell'attenzione mediatica per settimane. Il terzino destro, uno dei gioielli emersi dal settore giovanile del Siviglia, ha attirato l'attenzione di diversi club di Premier League, ma la sua decisione è stata decisa fin dall'inizio. Il suo futuro è al Napoli. Gli attuali campioni d'Italia stanno lavorando da tempo per ingaggiare il giocatore e contano sulla sua firma di un contratto a lungo termine, precisamente fino a giugno 2030. Il giovane giocatore spera che i due club possano raggiungere un accordo per poter tornare alla guida di Antonio Conte il prima possibile. Questo è quanto pagherà il Napoli per Juanlu. Al Siviglia, la partenza di Juanlu è una possibilità da tempo, soprattutto dopo le prime trattative con il Napoli. Il club andaluso è consapevole che la buona volontà del giocatore è stata fondamentale per scoraggiare altri approcci, anche quelli che avrebbero potuto comportare un'offerta economicamente più elevata. L'accordo, che verrà chiuso per un importo compreso tra 17 e 20 milioni di euro, è nelle fasi finali delle trattative ed entrambi i club sono fiduciosi di completare il trasferimento nei prossimi giorni. Il Napoli, da parte sua, ha trovato in Juanlu un profilo che si adatta perfettamente al proprio stile di gioco. Il club del Sud Italia è alla ricerca di un giovane terzino destro con potenziale offensivo e solidità difensiva, in grado di adattarsi ai ritmi impegnativi della Serie A e delle competizioni europee. Per diverse settimane, il Consiglio di amministrazione del Napoli ha concordato l'acquisto del giocatore, sebbene abbia dovuto affrontare complesse trattative con il Siviglia, che ha cercato di massimizzare i profitti dell'operazione. La situazione si è protratta più a lungo del previsto a causa di dettagli contrattuali e scadenze di pagamento. Ciò nonostante, Juanlu è rimasto paziente, fiducioso che entrambe le parti avrebbero raggiunto un accordo finale. Il suo impegno con il Siviglia lo ha portato a continuare ad allenarsi normalmente in attesa dell'annuncio ufficiale del suo trasferimento al Napoli. La determinazione del giocatore a trasferirsi in Italia è stata fondamentale per evitare che altre offerte mettessero a repentaglio l'accordo. Il Siviglia ritiene che la partenza di Juanlu, seppur dolorosa dal punto di vista sportivo, fornirà un significativo impulso finanziario per l'attuale mercato. L'ingaggio, compreso tra 17 e 20 milioni di euro, consentirà al club di rafforzare altre posizioni e di riequilibrare le proprie finanze. Allo stesso tempo, il Napoli si prepara ad accogliere un giocatore che, a 22 anni, possiede già un'esperienza di alto livello e la maturità per affrontare una sfida di questa portata. I tifosi del Napoli attendono con impazienza l'annuncio ufficiale per vedere Juanlu indossare la maglia azzurra. A Siviglia, i tifosi apprezzano i suoi progressi e l'impegno profuso durante la sua permanenza al club, sebbene rimpiangano la sua partenza. Il trasferimento è visto come un vantaggio reciproco. Il giocatore farà un salto di qualità nella sua carriera, il club sivigliano otterrà risorse finanziarie e i campioni d'Italia aggiungeranno un giocatore chiave ai loro obiettivi sportivi. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon nome per la nostra squadra, o no? Lascia i tuoi commenti sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!